Capodistria. Mercoledì 25 marzo, Annunciazione del Signore. È l'85° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 281 al termine. Il sole sorge alle 6:04 e tramonta alle 18:30. La luna si leva alle 6:56 e tramonta alle 19:30. Viene condannato a 2 anni e 3 mesi di carcere e 200 lire di multa il medico Niccolò Giustinian, perché, innamorato di Suor Fiordelis Gradenigo, era entrato più volte con chiavi false nel monastero di San Lorenzo a Castello per, congiungersi con la sua diletta, dalla quale ebbe un figlio. Le previsioni per domani. Parzialmente nuvoloso, salvo parziali schiarite nelle prime ore, con possibili deboli precipitazioni sparse, specie al mattino e più frequenti sulle zone montane, con limite della neve inizialmente attorno ai 400-600 metri, in successivo rialzo. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in contenuto aumento. Clima ancora ventoso, con bora tesa sulla costa, sul resto della pianura moderata a tratti tesa.